Allora non dobbiamo toccare. Amici dell'Hockeypista, ben trovati, un saluto dal Palaregnani di Scandiano, tutto prontissimo per questa prima giornata del campionato di Serie A2 Girone B. Scandiano, che comincia il proprio percorso in campionato affrontando l'SPV Hockey Viareggio in una
prima giornata che non vede un inedito perché sono due squadre che si sono già affrontate nel girone di Coppa Italia. Una buona serata da Salvo Fratello. Qui al mio fianco c'è Sandro Rainieri, a cui chiedo subito che partita si aspetta, ma prima ancora, Sandro, se vuoi dacci le formazioni, se vuoi. Vediamo immediatamente le formazioni. Partiamo con Roller Rocky Scandiano, col 35 Mattia Taiti, con il 29 il capitano Lollo Barbieri, con il 5 Nicolo Busani, con il 6 Andrea Stefani, con il 9 Alex Roca, col 16 Christopher Bozzetto, col 73 Gioele De Stefano, col 75 Alessandro Uva, 79 per Mirko Tognacca, 26 per Mattia Vaccari, l'allenatore ovviamente Enrico Mariotti. SPV Viareggio con il 10 Emiliano Torre, con il 4 Mattia Raffaelli, con il 2 Davide Deinide, con il 7 il capitano Mattia Spagnuolo, con il 9 Jonas Cinquini, con l'11 Cristian Tomei, col 6 Mattia Bicicchi, con il 5 Moro Paceco, col 3 Filippo Cardelli, con l'1 Luca Bazzichi e l'allenatore Alessandro Martini. Arbitrerà l'incontro Paolo Moresco. Ciao Salvatore, ciao a tutti, tifosi anche del Viareggio che ci stanno seguendo dalla diretta di YouTube della Fischer. Ci sono già incontrate queste squadre una settimana fa. Scandiano le ha regolata questa partita per 9-2. Tanto inizia la partita, che partita mi aspetto diversa, perché comunque questa è un'altra, è il campionato, è un'altra cosa. La Coppa Italia è stata archiviata, bene, vinta, stravinta, vorrei dire, dominata, però il campionato è tutta un'altra cosa, e lo dimostra anche il fatto che l'SPV Viareggio è venuto qua a Scandiano con Davide Deinite, ex dell'incontro, che ha fatto molto bene qui a Scandiano, soprattutto 2 anni fa, e sicuramente vorrà fare vedere tante cose, e sicuramente è l'elemento più rappresentativo di questa formazione, che darà un po' di filo da torcere qui al Palaregnani per il Roller Scandiano. Intanto prima manovra per Bozzetto, tiro al volo di Tognacca, poi ancora per Bozzetto, palla troppo veloce, nulla da fare. Tanto stiamo anche dando un occhio ai quintetti di queste formazioni. Abbiamo detto, partite che ci aspettiamo con i ritmi alti, soprattutto in queste prime battute, dove il Viareggio cercherà di impensierire Scandiano, cosa che non è riuscita nella partita di 7 giorni or sono, quando si è chiusa la Coppa Italia. Quintetti vediamo dalla sponda viareggina, che attacca da sinistra verso destra dei vostri teleschermi, con in porta Emiliano Torre, poi il capitano Mattia Spagnuolo, Filippo Cardelli, Mattia Raffaelli e Mora Paceco. Per Scandiano in porta Mattia Taiti e gli esterni Roca, Tognacca, Bozzetto e Lollo Barbieri. Curiosità che nuova maglia bellissima quella di Scandiano. Intanto primo intervento per Mattia Taiti dopo una palombella, molto bella la maglia di Scandiano, la nuova maglia di quest'anno. Fa un po' da contrasto con la maglia sempre rosso blu, rosso nera, quella di Viareggio. Ci sarà un po' da confondersi forse, Salvo, qui. Sì, speriamo di non confonderci. Per fortuna si gioca 5 contro 5 e questo ci semplifica la vita, e siamo molto più vicini al campo rispetto a un campo da calcio. Allora attacca Scandiano intanto con Barbieri, che però lascia lì il possesso, la recupera Raffaelli, poi la perde Viareggio con Spagnuolo che non controlla, e allora Tognac con un po' di calma prova a dare il là all'azione offensiva di Scandiano. Barbieri all'indietro verso Roca, ma al solito un po' il metronomo di questa formazione, tenta di scodellarla nei pressi della porta, difesa da Torre, la recupera Tognac e si riparte ancora da dietro con Scandiano. Come dicevi tu, 2-9 nello scontro, nella gara di ritorno di Coppa Italia che si è giocata una settimana fa, 5-1 invece qui a Scandiano nella gara d'andata, sempre in Coppa Italia con Scandiano. Intanto qui Tognac prova a metterla dentro. Scandiano, che ricordiamo ha chiuso al primo posto il proprio girone C, conquistando il pass per le semifinali di Coppa Italia Serie A2. Insomma, anche lì ci sarà da divertirsi a febbraio, quando si riprenderà con il torneo, ma intanto è cominciato il campionato, e quindi per i rossoblù di Scandiano e per i rossoneri di Viareggio si fa adesso sul serio. Intanto la conclusione di Tognacca che sfiora la porta, ancora Scandiano con un'azione prolungata. Sono già un minuto e mezzo che la formazione di casa gestisce il possesso con Bozzetto. Va dalle parti di Roca, poi torna da Bozzetto e ancora Barbieri. Adesso Viareggio ben organizzata nella fase difensiva. Adesso 10 secondi per chiudere l'azione offensiva per Scandiano. La perde, e questo dimostra la bontà dell'azione difensiva di Viareggio, con Cardelli che va ad appoggiarsi a Mora Paceco, che andò in rete nel 5-1 qui al Palaregnani. Si prova ancora proprio Cardelli con la respinta di Taiti, e allora Tognacca già dall'altro lato blocca
La sua conclusione Raffaelli, che prova a rilanciare l'azione della SPV, si ferma e torna indietro. Spagnuolo, su di lui Roca, poi si va da Cardelli, ancora per Spagnuolo, tenta la conclusione dalla lunga distanza, palla che sfila e la recupera però Raffaelli, che va a cercare Mora Pacheco. Si ferma dietro la porta difesa da Tahiti, fermato dalla buona lettura difensiva di Roca, e allora con 20:47 da giocare in questa prima frazione, sempre 0-0, e Scandiano a gestire il possesso. Lollo Barbieri prova ad accelerare, Barbieri aggira la porta, difesa da Torre, poi sbaglia per il suggerimento, recupera Spagnuolo e la SPV può andare con il proprio capitano, che si ferma un po' solo qui nella propria iniziativa. Gioca di sponda verso Mora Pacheco, poi Cardelli, ancora la SPV, un'azione prolungata, Cardelli non riesce a controllarla, pallina che rimbalza nell'area di Scandiano e in qualche modo i rossoblù la recuperano. Tognacca verso Bozzetto, poi Barbieri, quindi il primo quintetto di coach Mariotti. Questo qualche indicazione ce la potrà dare per questo avvio di campionato. Barbieri dentro per Bozzetto che non ci arriva, poi però riesce a recuperarla in qualche modo anticipando Mora Pacheco, la tiene lì nell'angolo della pista e poi si va indietro. Roca veloce verso Tognacca, prova ad accelerare Tognacca, conclusione o quasi un suggerimento, così. 6 secondi per chiudere l'azione offensiva per Scandiano, che sta facendo però fatica a concludere. Roca la perde ancora la SPV con una buona fase difensiva, prova ad andare dall'altro lato con Raffaelli, conclusione che non inquadra lo specchio della porta difesa da Tahiti. Adesso si sono alzati un pochino i ritmi, ma Viareggio dà l'impressione di essere ben ordinata quando deve difendere. Roca dietro la porta, difesa da Torre, suggerimento così affrettato, e allora Spagnuolo può inserirsi, riesce in qualche modo a tenerla. Bozzetto su di lui, si ferma Spagnuolo, poi va giù, c'è il fischio, primo fallo, una spintarella diciamo di Bozzetto ai danni di Spagnuolo, che adesso esce ed entra Bicicchi. Adesso Scandiano ha già recuperato il possesso con Roca, ferma l'esterno spagnolo della formazione rossoblù. Barbieri, la conclusione respinta da Torre. Roca la tiene lì, Torre gliela sporca e allora con Bicicchi può ripartire l'SPV. Prova il suggerimento dentro, non gli arriva, non arriva una palla facilmente giocabile a Raffaelli, e allora Scandiano può ripartire dall'altro lato. 18:27. Adesso Sandro, ritmi che si sono alzati, però c'è da dire che Scandiano fa fatica ad andare alla conclusione, perché comunque la SPV è davvero molto ordinata in fase difensiva. Sì, hai ragione Salvo, molto ordinato, Scandiano sta facendo la partita come ci si aspettava. Viareggio cerca di uscire alla distanza, soprattutto con qualche contropiede, qualche tiro dalla distanza come in questa occasione, sperando di sorprendere un attento Tahiti, e però qualche conclusione, qualche grattacapo l'ha creato, si difende in maniera ordinata, l'hai detto. Scandiano, attenzione, ora Roca cerca il piazzato, esce di poco. Manovra ancora Scandiano con Bozzetto da ultimo uomo, cerca Tognacca, bomber indiscusso, capocannoniere della Coppa Italia. Ora si fa soffiare la palla a Bozzetto, Scandiano che deve cercare di avere pazienza nell'attacco perché la partita è molto lunga. Ora bravo Lollo Barbieri con le sue lunghe leve ad arpionare questa palla, va in proprio Barbieri per Bozzetto, poi ci arriva con un miracolo Torre con la gamba di richiamo, parata al volo molto bella. E prima grossa vera occasione della partita ce l'ha Scandiano in questo contropiede, bravo Lollo Barbieri ad arpionare questa palla, far partire un 2 contro 1 effettuato bene, però è stato più bravo il portiere della squadra toscana in questa occasione, quando dobbiamo anche abituarci a vedere il nuovo cronometro che è alle spalle di Mattia Tahiti. Cerchiamo sempre il vecchio, che sono le 18:08, quindi ci dà poco. Tanto Roca cerca di alzare i ritmi per Scandiano, manovra per Bozzetto che ha un po' di spazio, poi non si fida e quindi vai un po' in un vicolo cieco, raddoppiato, mantiene comunque il possesso di palla per Tognacca dietro porta, cerca un compagno smarcato, lo trova nel lontano Lollo Barbieri che andrà presumibilmente al tiro, lo fa, finisce fuori di poco anche cercando una deviazione, quindi Bicicchi che è entrato da poco
tocca una delle sue prime palline, poi si fa un po' complicare la vita, perde palla, la recupera Rocca in 3 contro 2, attenzione Rocca, palla dentro per Lollo Barbieri, forse nella posizione non congeniale per il tiro, e la Bicicchi recupera la pallina, poi va il tiro e qua è Tahiti che si deve superare con una parata di spalla, poi bravo Mora Paceco, un'altra schiaccia, bel gesto tecnico, non gli riesce il pezzo finale, conclusione rivedibile, quindi Bozzetto dall'altra parte cerca di mettere una palla in mezzo un po' telefonato, nulla di fatto, quindi riprende Scandiano a giocare con Rocca, bravo qua Cardelli a recuperare, poi Paceco, Scandiano si è già organizzata, come diceva anche prima ai nostri microfoni il preparatore atletico Federico Zambelli, c'è da fermarli ogni tanto gli atleti di Scandiano, perché con questa foga e questa grinta delle volte fanno anche più del necessario, questo è un buon sintomo per l'ambiente del centro Palmer Scandiano, però insomma ci sono anche i tempi giusti per le giocate. Qua Tahiti è attento, una palla che gli arriva centrale ma insidiosa, quindi ancora Tognacca, vediamo se cercherà di organizzare una cosa, intanto abbassa il ritmo, vediamo che cerca di ragionare Scandiano quando mancano 15-25 al termine di questo primo tempo. Lollo Barbieri cerca Tognacca che esce dalla posizione congeniale, aspetta l'arrivo di Bozzetto che arriva con un qualche secondo di ritardo, quindi tutto chiuso ancora, quindi deve ripartire Scandiano che da dietro porta va col 79 Mirko Tognacca, non trova spazio perché gli chiude molto bene Viareggio dalla distanza, dalla lontano, cercando di aprire un po' questa difesa. Lollo Barbieri, nulla di fatto, ancora Tognacca, ancora nello stretto, dalla palla per Rocca che non riesce a colpire, BC che va in contropiede, azione solitaria, quindi si ferma e cerca di manovrare con i suoi compagni. Paceco che viene spesso cercato dai ragazzi di Alessandro Martini, autore anche di uno dei 2 gol realizzati sabato scorso nella pista di Sarzana. Ricordiamo che la pista di Viareggio non era ancora disponibile. 0-0 sempre tra le due formazioni. Scandiano attende, non va a cercare con forza la pallina, ma aspetta. Ora riesce a recuperare la pallina Bozzetto, crea di fatto una superiorità numerica, va in proprio, mette una bella palla per Rocca che però viene stoppato da Mora Paceco, poi perde palla, Martini si rammarica molto di questa cosa, Rocca poi pretende un po' troppo dalla sua comunque immensa tecnica, non gli riesce il tunnel, Mora Paceco stremato, ora lo vediamo manovrare, intanto è pronto Jonas Cinquini, sponda Viareggio ad entrare, non sono ancora stati effettuati time out, ma vediamo la luce verde accesa, quindi sarà sicuramente alla prossima occasione in cui si fermerà il gioco. Da un po' di tempo non si ferma, lo ricordiamo, prova ad andare al tiro cercando una deviazione Cardelli che non avviene, ancora Lollo Barbieri quindi recupera pallina, anche Scandiano un pochino stanca, non organizza una manovra offensiva di alto ritmo, quindi ancora Lollo Barbieri che cerca qualche sguardo pronto, lo trova in Christopher Bozzetto, manovra con Tognacca, attacca dalle parti di Rombo, poi cerca di andare dentro Tognacca, cerca la palla dentro per Rocca, nulla di fatto, la lascia lì Paceco, poi viene raddoppiato, esce in maniera molto bella, va per Cardelli, Bicicchi, insomma salvo Viareggio che come ci aspettavamo, tiene testa questo Scandiano. Sì, un po' diversa la partita rispetto a quella di Coppa e ce lo aspettavamo, questo è chiaro. Tanto ci prova, una bella conclusione Cardelli, la tocca Tahiti e allora il tocco di Tahiti porta le due squadre al time out chiamato da coach Enrico Mariotti. Non so se ti sei accorto prima di uno scambio tra Mariotti e Martini dall'altro lato, sull'altra panchina. No, si sono fatti una risata, devo dire, quindi c'è stato uno scambio durante la partita da un lato e dall'altro, però molto curioso. Però Sandro, finora partita che sta facendo un po' Scandiano, anche se Viareggio ha quelle iniziative dove potrebbe anche far male, anche un pochino più di concretezza. Sì, dobbiamo dirlo, è equilibrata, perché comunque una grossa occasione per Scandiano, qualcuna meno grossa per Viareggio che però ha tenuto testa, è ripartita, è conscia dei propri limiti contro Scandiano che tecnicamente è più forte, non c'è niente da dire, parla Rosi, parlano già i risultati fino a questo momento, però sembra una squadra completa. Poi sappiamo che Alessandro Martini, che è un grande allenatore, è sempre stato riconosciuto, lo stesso Enrico Mariotti ce l'ha detto l'altra volta al microfono, e lo sappiamo, perché comunque anche Tahiti ce l'ha detto, che l'ha avuto, che l'ha lanciato, è un grosso organizzatore di gioco e di difesa, l'abbiamo visto, quindi servirà pazienza, ma anche qualcosa in più da parte di Scandiano per aprire questa difesa. Eh sì, 13 minuti, 3 secondi da giocare per chiudere questa prima frazione.
suona la sirena, squadre che possono riprendere il centro della pista. Bicicchi, Mora Paceco, Cardelli e Cinquini, con ovviamente Torre in porta per l'SPV. Tahiti, Bozzetto, Barbieri, Roca, Tognacca, quindi quintetto ancora invariato per Scandiano rispetto all'inizio, quindi 12 minuti con lo stesso quintetto. C'è un problema, credo, con il tabellone, con il nuovo tabellone dietro la porta di Mattia Tahiti, e infatti adesso reset automatico, forse si riparte tra qualche istante e quindi c'è ancora da aspettare qualche secondo per rimettere in funzione il tabellone. E allora Mariotti ne approfitta per parlare con il proprio capitano, con Lorenzo Barbieri, mentre si fa un po', insomma, una piccola riunione tecnica per Scandiano con Tahiti, Roca, Barbieri, Tognacca e Bozzetto, che si sono confrontati, ne hanno approfittato per un mini time out e adesso si riparte col cronometro che funziona, quindi si può andare. Bozzetto, Scandiano gestisce con Barbieri, si appoggia a Roca, ancora un'altra azione manovrata avvolgente dell'Hockey Scandiano. Barbieri verso Tognacca che velocizza, poi dentro per Bozzetto, e questa era una buona opportunità per Bozzetto che non concretizza, pallina che esce e sarà rimessa in gioco da Mora Paceco. Bicicchi va a cercare di sponda, Cinquini dentro, bella azione questa dell'SPV con Cardelli che però viene fermato da Rocca, poi Tognacca prova a recuperarla su Bicicchi, non riesce a tenerla, la recupera Cinquini che lotta con Tognacca, va ad appoggiarsi a Mora Paceco, 25 secondi per chiudere l'azione offensiva, sporcata la conclusione di Mora Paceco. Può andare Bozzetto dall'altro lato della pista, Bozzetto prova uno slalom, qui forse esagera un po', poi riesce a tenerla dentro per Tognacca, non ha lo spazio per concludere e allora si va all'indietro da Barbieri, pensa alla conclusione dalla distanza il capitano rossoblu, poi si ferma, aggira l'avversario, Barbieri ancora bella azione, la respinge Torre, qui gli è mancata la conclusione e allora Tognacca verso Barbieri, si gira, va all'indietro dove c'è Alex Rocca, pensa alla conclusione dalla distanza, non male ma non inquadra lo specchio e allora può andare all'SPV con Cinquini che si ferma e va da Mora Paceco, ancora Cinquini, gioca di sponda verso Cardelli, perde però qui il possesso Viareggio e allora Rocca perfeziona, Rocca che sta recuperando diversi possessi, in diverse occasioni ha spezzato l'azione offensiva di Viareggio. Barbieri prova la conclusione, respinge con il guantone Torre. Barbieri, Tognacca accelera in due su di lui, poi si va da Roca e ancora all'indietro, 30 secondi per chiudere l'azione offensiva per Scandiano, gioca a occhi chiusi quasi Barbieri verso Bozzetto, il suggerimento per Tognacca, così e allora a gioco facile la difesa dell'SPV Viareggio che può ripartire. Bicicchi già dall'altro lato, poi si torna indietro, Cardelli, poi già Cinquini, Mora Paceco tenta una conclusione abbastanza velleitaria qui, pronto a rientrare Spagnuolo e poi primo cambio per Scandiano, entra Uva, esce Tognacca. Bozzetto, primo quarto d'ora, Mariotti l'ha giocato con lo stesso quintetto, adesso è entrato Alessandro Uva, anche lui si è ben comportato in Coppa Italia con 9 marcature, il secondo miglior marcatore di Scandiano. Barbieri può pensare alla conclusione dalla distanza, va a servire Uva che velocizza subito e a Scandiano serve anche la velocità di Alessandro Uva, tanto l'imbucata verso Mora Paceco che viene anticipato da Roca, poi può andare Uva, velocizza, frena, poi torna indietro, ancora da Roca, Scandiano che però fatica a trovare conclusioni pulite. Uva, Roca,
Barbieri, Bozzetto, pronto a entrare anche Andrea Stefani, dentro Bozzetto, colpisce Cardelli, la pallina resta lì e allora Morapaceco a gioco facile può servire proprio lo stesso Cardelli. Poi Cinquini, controllo così così, ma la tiene verso Cardelli, tenta la conclusione e va a recuperarla Alessandro Uva. 9:14, entra Andrea Stefani, esce Christopher Bozzetto. Mariotti che scambia un po' di indicazioni con l'ex Amatori Modena. Intanto time out chiamato da Martini, arriverà la prossima interruzione. Barbieri, finta, controfinta, però anche qui rinviene Morapaceco, poi sbaglia qui Roca, non si intendono Roca e Barbieri, e allora può attaccare Viareggio, fermata da Uva che si intromette nel passaggio all'indietro. E allora Roca verso Stefani, adesso Scandiano ha cambiato 2 interpreti su 4 per velocizzare un po' il ritmo, per dare un po' più di velocità alla manovra offensiva. 29 secondi per chiudere l'azione. Uva frena nell'angolo, poi torna indietro da Stefani, ma accompagnano gli attaccanti di Scandiano, i difensori della SPV, nell'angolino e poi li chiudono lì, quindi è difficile per Scandiano qui riuscire a liberarsi la conclusione. 10 secondi per chiudere l'azione offensiva. Barbieri finta, poi scivola e qui rischia di perdere il possesso, ma giù non c'è fallo. Dall'altro lato Morapaceco può velocizzare l'SPV. Cinquini, superiorità numerica. Morapaceco dentro per Bicicchi, non gli arriva la pallina pulita e allora non riesce a concludere. Poi fermato da Uva. 8 minuti per chiudere la prima frazione. Tra qualche istante, come detto, time out per l'SPV. Roca, Stefani, Barbieri, Roca, ancora manovra avvolgente Scandiano, altro controllo così così di Stefani, pronto a entrare anche Nick Busani. Barbieri si lascia andare un po' un gesto di stizza, commette fallo e allora arriva il time out, secondo fallo di squadra per Scandiano, no, terzo fallo di squadra, sì, per Scandiano. E allora Sandro, approfittiamo di questo time out. Quello che insomma è evidente è che Scandiano fa fatica a superare l'organizzazione difensiva di Viareggio, perché molto spesso i difensori chiudono sugli esterni, lasciano lì e non c'è forse quel ritmo necessario. Dall'altro lato Viareggio forse non è troppo precisa nelle ripartenze, perché ne ha avuta una qualche istante fa con Bicicchi che era ricevuto una pallina non proprio pulita, non facile, la conclusione infatti non è riuscito a concludere. Sì, è abbastanza evidente, cercano di difendersi molto bene, lo fanno e poi non hanno le lucidità necessarie, forse pensano troppo alla difesa. È vero, sono qui a Scandiano, i Palarignani hanno subito una sconfitta pesante e quindi sanno di cosa è capace Scandiano, però li stanno limitando molto bene, gli ho fatto i complimenti fino a questo momento, perché onestamente Scandiano ha tirato in porta in maniera molto pericolosa una volta o due e sono passati quasi 20 minuti, quindi sta funzionando questa tattica di Martini più difensiva, e adesso cercherà con Nick Busani qualcosa in più là davanti. Gli viene lasciato a Scandiano il tiro da fuori, questo gli viene lasciato, gli viene concesso. Torre ha fatto sempre buona guardia fino a questo momento e sì, se vuole fare qualcosa di più dal punto di vista offensivo, sì, deve migliorare Viareggio, perché comunque difensivamente sta facendo bene e per adesso si preoccupa solo di questo. Intanto vediamo Rocca scambiare con Stefani e con Uva. Abbiamo visto 15 minuti la stessa squadra per Scandiano e poi adesso sta cominciando il valzer dei cambi. Ora Nick Busani tocca la sua prima pallina, aspetta Uva che cerca di andare al tiro al fuori, cerca un po' qualche variante in attacco mister Mariotti, perché vede che a cercare qualcuno in mezzo si fa veramente fatica, perché stanno chiudendo tutti i varchi. Ora ci prova Bicicchi a uscire, azione personale Tahiti, che per la verità ha effettuato qualche parata ma non ha dovuto sudare 7 camicie fino a questo momento. È attento, sono poi le partite che comunque bisogna essere sempre caldi e concentrati, perché quando arriva la pallina poi può sempre provocare qualche fastidio. Comunque 6:29 al termine, ancora 0-0, 3 falli di squadra. Avevo visto bene perché comunque era stata buttata via una pallina. Tanto Rocca prova, bravo qua Cinquini, è entrato molto bene in partita, il 9
maglia numero 9 del Viareggio. Ora il numero 9 di Scandiano per Uva che cerca il tiro, già un paio di volte che cerca questa conclusione, nulla di fatto, salvo sì, è una partita complicata. Forse più complicata di quello che ci si aspettava per Scandiano, che però, come dicevi tu, gli viene concesso il tiro dalla distanza, ma tiro fuori ritmo molto più complicato di un tiro preso a una certa, no, in un certo contesto, in un ritmo un po' più alto. In effetti finora i tiri dalla distanza, mentre qui Tahiti para su Spagnuolo, i tiri dalla distanza presi fuori ritmo sono abbastanza velleitari. Busani cerca di velocizzare, qui esagera un po', e allora l'SPV può ripartire dall'altro lato con Bicicchi, frena e prova a servire un compagno, poi Bicicchi riesce a recuperarla in qualche modo, si gira sotto porta Tahiti, Cinquini la tiene lì Tahiti, pallina che resta in una selva di pattini, e allora ferma tutto il direttore di gara, perché ovviamente ha anche tutelato un po' Mattia Tahiti, che lì ha rischiato di essere colpito da discrete mazzate, come si suol dire, e invece adesso è Scandiano a ripartire con Rocca, Stefani dentro per Nick Busani. Ricordiamo che domani la Serie B rosso-blu, guidata proprio da Nick Busani, che intanto qui sfiora la porta difesa da Torre. La Serie B rosso-blu guidata da Nick Busani si giocherà l'andata della finale playoff intergirone di Coppa Italia Serie B, derby casalingo, derby contro la rotellistica scandianese, si giocherà qui al Pallaregnani anche domani alle ore 18. Cinquini, poi Cardelli, Bicicchi, fallo commesso da Cinquini, altro time out per Martini che vuole parlarci su. 4:43. C'è anche da dire, Sandro, al di là del fatto che non si riesce a giocare con un ritmo che insomma più semplice per Scandiano, più alto, e il ritmo è chiaro, il tasso tecnico elevato di Scandiano può permettere di sfruttarlo, c'è anche da dire che è una gara anche abbastanza spezzettata, perché poi insomma pochi possessi puliti per davvero, e adesso l'SPV un'opportunità se l'è creata, un paio di opportunità se l'è creata. È forse anche quello che Scandiano deve sperare, che si apra un po' questa squadra, perché io ho visto, ne tiene sempre due dietro, i contropiedi ne abbiamo visti pochi, e quindi di superiorità numerica ne ha viste poche. Qua l'ha studiata Martini, perché non vuole prendere gol in superiorità numerica, questo si è visto, evidente, e Scandiano spera forse che vadano in attacco in tre per lasciarne uno solo dietro per un'eventuale ripartenza, che però non c'è stata. Sì, è complicata, l'abbiamo detto prima, poi sì, ci vuole pazienza, è un'altra cosa, il campionato non c'è niente da fare, è un'altra cosa, Scandiano lo sta sperimentando questa sera, vediamo. Adesso intanto è entrato Mattia Raffaelli per Viareggio, squadra sempre schierata a un uomo guardingo, diciamo, non vanno in pressione sul portatore di palla, aspettano. Qua Uva alla distanza sta cercando un po' di aprire la difesa, veramente fa molta fatica, cerca il piazzato Busani, sono comunque tiri dal limite delle aree, non gli concedono occasioni pulite. Qua si arrabbia un po' Martini anche con i suoi ragazzi che hanno lasciato questa conclusione, questo varco. Ora cerca di attaccare col capitano Spagnolo, bello il taglio di Bicicchi, la palla è leggermente lunga, poi Bicicchi inserie involontariamente Uva, sono già i due comunque i difensori, e quindi Uva è costretto a rientrare dalla palla Rocca, che cerca di manovrare, di organizzare un'altra idea quando mancano 3:52 al termine del primo tempo, sempre 0-0 tra le due squadre. Rocca finta il tiro, ha provato anche lui dalla distanza prima per cercare di aprire un po' la difesa. Stefani, Nick Busani, terminale offensivo, Uva prova ad avvicinarsi in area, mette una bella para per Stefani che con una mano cerca di tirare, il tiro risulta debole, poi Rocca dalla distanza, il tiro di Rocca viene deviato, attenzione al contropiede, palla che rimane lì, Busani che non ci arriva, poi un po' di confusione, Bicicchi ne esce e cerca di andare in solitaria, il tiro in porta, comunque alla portata di Tahiti che fa ripartire Uva. Stefani, la squadra è anche un po' stanca, vediamo Stefani cerca di andare in proprio, non ha lo spazio per tirare, esce per Uva che ha un po' di spazio, manovra Rocca con Stefani lato sinistro, poi il taglio di Rocca che vediamo che
Spagnolo mette il corpo e la stecca, non lo lascia tirare, poi Roca ancora da dietro porta, esce velocemente per Stefani, poi dietro per ancora lo Spagnolo, manovra con Uva, siamo sempre sul lato sinistro, Busani che è uscito dal lato, il tiro un po' prevedibile qua, esce, Stefani va subito in pressione per recuperare le palline, nulla di fatto, 2.35 ancora da giocare, Bicicchi, sempre di questo primo tempo, per Capitan Spagnolo, Bicicchi, bella palla per Paceco che è rientrato intanto, palla che era in uscita, quindi impossibilitato nel tirare, giocatore viareggino, poi con una finta di corpo tiene la pallina, Bicicchi ancora sulla stecca di Roca, è fortunato nel rimpallo, e ancora Viareggio che tanto viene avvertito da Torre che deve tirare, tocca la palla a Tahiti, quindi si può ripartire non in gran ritmo, quindi Roca per Busani, ancora Roca che ha tanto spazio, sceglie forse la soluzione peggiore, quella di andare sull'esterno, Paceco lo accompagna, taglio di Stefani, vede comunque partire da dietro Uva che non è stato visto forse, respinge Torre, va in contropiede Bicicchi, attenzione, 1.40, Bicicchi in proprio, bella questa iniziativa personale di Stefani, iniziativa difensiva, manda in contropiede Uva, attenzione, un 2 contro 1, Uva per Busani, si è mossa la rete, ma è stato Emiliano Torre che si arrabbia tantissimo, non sappiamo, forse con l'arbitro, qua c'era l'occasione per un 2 contro 1, non l'ha sfruttata Busani per poco, Scandiano non è andato vicino al gol, comunque salvo è stato forse uno dei pochi contropiedi, tanto vediamo Moresco che ferma il gioco, dicevo, è stato uno dei pochi contropiedi di Scandiano concesso da Viareggio, e queste occasioni abbiamo visto che in questo tipo di partita vanno sfruttate. Tanto c'è il cambio, Spagnolo esce, Torre va ad asciugarsi, pensiamo, la maschera, dicevo Salvo che qua per sfruttare queste occasioni bisogna sfruttarle in queste partite in cui dove ce ne sono poche di queste occasioni qui, in questo caso qua Scandiano poteva fare un po' meglio nel 2 contro 1, avrebbe portato in vantaggio nel primo tempo, questa partita complicata sarebbe stata tanta roba. Sì, doveva fare un po' meglio perché non ne hai avute molte, no? Da questo punto di vista, di questo tipo di opportunità. Quindi è chiaro che, insomma, mettendoci nei panni dei rossoblù, è chiaro che vanno sfruttate. Dall'altro lato, Viareggio invece, Torre credo si sia arrabbiato un po' anche per il non fischio che c'è stato lì, no? È caduto a terra Spagnolo, è da lì che è partito poi il 2 contro 1. E questo probabilmente lo ha fatto infuriare un po', anche perché Torre ha una visuale un po' migliore rispetto ai compagni, quindi vede tutto quello che accade in pista, poi è stato bravo a intervenire su Busani, conclusione così così del numero 5 rossoblù. E adesso l'SPV però è gestire il possesso con Cardelli che va da Bicicchi dentro, Tahiti la sporca e la allontana. 53 secondi per chiudere questa prima frazione, sempre 0-0. Roca dentro, Busani la mette dentro, in tuffo Torre ad allontanarla, e allora può andare dall'altro lato Mora Paceco, che secondo me non si è accorto che Uva a un certo punto lo aveva mollato come marcatura e si ferma e torna indietro, anche se forse poteva provare ad andare verso la porta difesa da Tahiti. Comunque 30 secondi, 31 per chiudere l'azione per SPV, qui interviene Tahiti e allora Scandiano potrà andare fino al termine. 23 secondi a chiudere questa prima frazione sullo 0-0. Roca, Stefani, finta la conclusione, Roca, 16 secondi, Uva, Stefani, ora Scandiano che adesso deve provare ad accelerare, 10 secondi, Stefani, finta, controfinta, va a chiudersi in mezzo a due, Bicicchi la recupera, 5 secondi, Bicicchi deve pensare a una conclusione, Tahiti spara via col guantone direttamente verso la propria panchina, rischiando di colpire qualcuno dei panchinari, e allora un secondo e mezzo, anzi un secondo e 33 decimi per chiudere questa prima frazione. C'è forse il tempo per tentare una conclusione? No, non va neanche per la conclusione Mora Paceco, e allora arriva la sirena della prima frazione, 0-0 tra Scandiano e SPV Viareggio. Sandro, prima di fermarci un attimo, insomma non è stato un primo tempo semplice per Scandiano, ha fatto bene anche, insomma l'SPV ha fatto bene in fase difensiva soprattutto, Scandiano poco ritmo e così insomma non si riesce a far male a una difesa così organizzata.
Sì, hai ragione, deve fare qualcosa di più Scandiano. Il risultato che è giusto, c'è poco da dire. Grosse occasioni non ce ne sono state, qualcuna sì, ma si conta proprio sulle dita di una mano. Viareggio ha fatto la sua partita molto bene, ha creato qualche ripartenza, non ha rischiato troppo, ma deve fare questo tipo di partita Viareggio e la sta incanalando nel modo giusto. Speriamo che nel secondo tempo si muova qualche cosa, soprattutto dal punto di vista offensivo da Scandiano, e tutto quello che ci auguriamo nei prossimi 25 minuti di gioco. E allora fermiamoci e poi torniamo sempre qui in diretta sul canale ufficiale dell'Hockey Fistr e per il secondo tempo di Scandiano Viareggio.
Rientriamo in diretta, amici dell'Hockey Pista, per il secondo tempo di Scandiano SPV Viareggio Hockey, sempre in diretta dal Palaregnani con le squadre che hanno già riguadagnato il centro della pista. Allora guardiamo un po' i quintetti, ricordiamo il primo tempo si è chiuso sullo 0-0, i quintetti Tahiti, Barbieri, Roca, Busani e Tognacca per Scandiano, Torre, Spagnuolo, Cardelli, Mora Paceco e Cinquini per l'SPV di coach Martini. E allora altri 25 minuti che vivremo insieme in questa ripresa con Scandiano a dare il via alle operazioni. Barbieri prova subito a velocizzare per Tognacca, pallina che si alza, in qualche modo riesce ad allontanarla Viareggio, poi Mora Paceco chiuso nell'angolo dalla difesa di Scandiano, che adesso può provare a distendersi. Tognacca che ha avuto un'opportunità al primo affondo di questa ripresa. Roca, Tognacca, Barbieri prova ad accelerare, poi si ferma, evita ancora Cinquini, Barbieri la mette dentro per Tognacca, recupera, finta, poi Barbieri, qui chiedevano l'infrazione. Difensori di Viareggio, Busani tocca il pattino di Spagnuolo e Mora Paceco va a recuperarla con Viareggio e può ripartire Cinquini, scambia con Cardelli, qui forse c'era una spinta, Tognacca anticipa Spagnuolo e va a recuperare la pallina, prova ancora la formazione rosso-blu, dare dentro Busani, Mora Paceco recupera, poi Roca, murato dall'intervento di Cardelli. Barbieri si gira su se stesso, qui esagera un po', perde il possesso Spagnuolo dall'altro lato, 1 contro 1 con Roca, va giù Spagnuolo, però qui forse si è lasciato cadere e allora arriva il giallo per Spagnuolo, che qui ha cercato in effetti un po' di conquistarsi un fallo, ma è andato giù senza contatto. Dovrebbe essere il secondo fallo di squadra questo per l'SPV Viareggio, con 23:06 da giocare. E allora Scandiano a gestire la pallina con Barbieri, Roca verso Busani, Tognacca, ricordiamo capocannoniere in Coppa Italia Serie A2 con 20 marcature. Tanto la conclusione di Busani sembrava averla toccata Torre, probabilmente non è così per il direttore di gara. Allora si riparte con Cardelli, Roca a chiuderlo, poi Cinquini chiuso da 2, Tognacca alla caccia del possesso e la va a recuperare proprio lui, il numero 79. Prova ad accelerare qui Scandiano, commette fallo Barbieri, quarto fallo di squadra per Scandiano. Allora Mora Paceco, Spagnuolo dentro, Barbieri la tiene lì in anticipo su Cinquini, può provare a distendersi Scandiano, Barbieri, possesso sporcato, poi riesce in qualche modo a tenere la pallina, va a servire Busani, torna indietro da Roca, ancora Scandiano ad accelerare, Barbieri respinge Cardelli, Roca, Busani, Tognacca sbaglia qui, recupera Cardelli che può andare via, poi lascia lì la pallina che è discretamente importante in questo sport, però prova ancora Cardelli a mettere in difficoltà Roca che riesce a velocizzare, Barbieri prova ad andare dentro, qui
si è andato un po' a chiudere nell'imbuto della difesa di Viareggio, che è già dall'altro lato con Spagnuolo. Spagnuolo si libera alla conclusione, qui è una buona opportunità per Spagnuolo che non ha inquadrato lo specchio, c'era Tahiti ma conclusione pericolosa. Roca, Barbieri, e adesso Scandiano rallenta un attimo dopo aver accelerato nelle prime azioni. Barbieri ora verso Busani che si gira e conclude trovando la respinta di Torre. Spagnuolo anticipato da Roca. Busani ancora Scandiano in attacco, 40 secondi per chiudere l'azione offensiva. Su di lui l'intervento di Mora Paceco, non è falloso, scontro tra i due numeri 5, poi alla meglio quello di Viareggio, ma a 5 secondi infrazione, e allora Scandiano può rimetterla subito in gioco con Roca. Busani, non c'è nessuno, Viareggio, Sandro qui ha coperto subito. Dato Barbieri, prova ad accelerare, Barbieri aggira la difesa, poi non riesce a gestirla, lo fa Tognacca, poi Roca ancora prova a velocizzare Scandiano, conclusione sporcata dalla distanza. Tognacca la tocca dentro Torre, ancora Scandiano che adesso prova a tenere un po' lì Viareggio. Barbieri in mezzo a una selva, non riesce però a concludere e va a chiudere con un, credo abbia toccato il palo esterno. Time out di Martini che adesso vuole parlarci su per rallentare, perché un attimo adesso Scandiano sta accelerando davvero tanto i ritmi e Viareggio un pochino in difficoltà ci sta andando. Qui la conclusione di Cardelli che per poco con una deviazione non diventa pericolosa per Tahiti, però Sandro, parlo con Sandro Ranieri che ovviamente è qui al mio fianco, Sandro, Viareggio quando Scandiano accelera va un pochino in difficoltà, c'è da dire, mentre qui Scandiano attacca con Barbieri, pallina tenuta lì da Torre, e c'è da dire che Scandiano però non riesce ancora ad avere quella lucidità nelle azioni offensive, perché però ha accelerato molto con Barbieri, con Tognacca, è arrivata lì davanti a Torre, ma non riuscendo poi ad avere una conclusione pulita. È proprio lì che manca quell'ultima, la finalizzazione, no? Sì, è un po' di nervosismo, precipitosità e un po' di superficialità, perché comunque sembra che manchino 2 minuti, ma non è così. La partita è lunghissima e bisogna avere pazienza. Bisogna sfruttare il fatto che adesso Viareggio lo vede un po' sulle gambe, onestamente, perché non passa più la metacampo, l'abbiamo visto. Ci sono stati tanti anticipi nella ripartenza del Viareggio, che ripetiamo non passava la metacampo. Ha avuto una grossa occasione Viareggio, perché il tiro è finito fuori, era un'occasione pulita prima del loro capitano Spagnuolo, ha tirato fuori, però anche Scandiano non deve scoprirsi troppo, perché comunque è una partita che Scandiano deve vincere, ma deve avere pazienza. L'abbiamo detto dall'inizio, pazienza non vuol dire fare poco, vuol dire proporsi, e senza volere per forza decidere la partita da soli, cercando qualche trama, cercando i tiri da fuori per aprire ancora la difesa, cosa che comunque ancora non è successa, perché comunque Martini la sta gestendo benissimo in difesa, ma deve far leva anche sulla predominanza atletica che ha Scandiano nei confronti di Viareggio, e deve venire fuori in questi minuti. Ne mancano ancora 19-30, una vita, lo ricordiamo, ma il punteggio è ancora di 0-0, quindi avversario da rispettare ma da battere. Eh sì, intanto Viareggio qui perde un brutto possesso, allora Stefani, che però è già solo in mezzo a 3, Roca, Barbieri tenta la conclusione, tutt'altro che precisa, poi Roca però a recuperare la pallina, Barbieri 33 secondi per chiudere l'azione offensiva, alza e schiaccia che non riesce, e allora può distendersi Viareggio con Cinquini, anche lui chiuso in mezzo a 3, rischia qui in qualche modo, prova a tenere il possesso, la recupera Stefani, e adesso Scandiano può provare ad accelerare con Roca, è un po' più aperta la difesa di Viareggio, adesso Stefani dentro, Roca non riesce, anche qui l'ultimo passaggio pulito, e allora Scandiano che può ancora gestire il possesso sbaglia qui Stefani, anticipato Tognacca, e allora Mora Paceco mette dentro per Tahiti che salva su Cardelli, qui ha rischiato molto Scandiano, poi il fallo di Andrea Stefani ai danni di Filippo Cardelli, quinto fallo di squadra per Scandiano, che deve comunque stare attenta da questo punto di vista. Mancano 18 minuti e 31 secondi. Cardelli, Mora Paceco, conclusione sporcata da Cinquini,
possesso che resta a Scandiano, passa a Scandiano. Stefani scambia con Roca, adesso prova a velocizzare, pronti a entrare Uva e Bozzetto per Scandiano. Qui sbaglia Roca, Bicicchi pressato da Tognacca, ma è Cardelli a portare il possesso dall'altro lato della pista. Mora Paceco, Bicicchi dentro, pallina solo sfiorata da Cinquini, poi Stefani recupera il possesso, passaggio a occhi chiusi verso Barbieri, qui molto rischioso, per fortuna non c'era la possibilità per Cinquini di intervenire. Esce Barbieri, entra Uva, primo cambio già effettuato. Tognacca fuori, dentro Bozzetto e che riceve subito da Uva. Roca, Uva mette dentro per Stefani, qui non riesce ad andare fino in fondo e allora Cardelli la porta dall'altro lato, un po' anche per alleggerire, poi tenta la conclusione. Buona qui la parata di Tahiti in controtempo, qui ha rischiato Scandiano su questa iniziativa della formazione ospite, che mantiene il possesso con 17-14 da giocare. SPV che se la sta giocando e qui al Palaregnani non attacca in maniera continua, ma queste folate pericolose comunque per Scandiano. E allora Cardelli rischia, però qui Uva, Cardelli riesce in qualche modo a recuperarla, poi si va a chiudere nell'angolo, Roca gliela sporca, ma ancora Cardelli all'indietro per Bicicchi, conclusione dalla distanza, Tahiti la tiene lì, però ancora Mora Paceco e adesso Viareggio con un'azione prolungata. Cardelli gioca di sponda verso Cinquini, Bicicchi indietro per Cardelli, Cinquini, Uva in mezzo a due, allora Cardelli deve combattere per tenere il possesso e ci riesce. Cinquini anticipato da Bozzetto verso Stefani, conclusione però completamente sbagliata e allora può recuperare Viareggio. Qui ha avuto un po' di fretta Andrea Stefani nel tentare la conclusione, aveva un leggero spazio. Stefani va a terra Cardelli ma si prosegue, Roca prova ad andare fino in fondo ma non ci riesce, la mette verso Uva, suggerimento sbagliato anche qui, un po' esagerato Scandiano. Bicicchi, 15:55 da giocare in questa ripresa, ancora 0-0 che resiste qui al Palaregnani. Mora Paceco, Stefani sporca il possesso e la recupera e allora può andare Scandiano con Andrea Stefani indietro per Bozzetto. Roca, Stefani, ancora Alex Roca, Uva pensa alla conclusione, finta, Bicicchi su di lui, dentro per Bozzetto che non riesce a deviare sotto misura e allora già dall'altro lato Viareggio con Cardelli indietro per Bicicchi e può pensare alla conclusione, l'effetto a Tahiti, la tiene lì e palla a due sul vertice destro dell'area di Scandiano. È entrato Raffaelli, è uscito Cinquini. 15:15 da giocare, è ancora lungo questo match ma Scandiano non riesce ancora ad aprire la scatola cinese che è la difesa di Viareggio. Qui Stefani va giù, nulla, non c'è nulla per il direttore di gara e allora si prosegue. Mora Paceco per Bicicchi, un episodio è quello che può sbloccare questa partita, anche se finora non ci sono state delle iniziative davvero pericolose da un lato e dall'altro. Forse si è resa più pericolosa Viareggio paradossalmente con un paio di conclusioni. Scandiano che gestisce con Uva, Bozzetto, Stefani scambia con Roca, Stefani, Uva dentro, suggerimento così, ancora Scandiano in azione offensiva, 17 secondi per giocare e per chiudere l'azione d'attacco. Roca velocizza verso Uva, la conclusione sporcata, ancora 8 secondi per Scandiano,
Stefani la mette dentro, suggerimento così così, Uva, il tocco, ancora lì Bozzetto, qui Scandiano non riesce a chiudere l'azione offensiva, l'ha toccata Torre e allora si azzera il cronometro. Bozzetto dietro per Stefani, finta, poi va giù, fallo e attenzione perché arriva il blu per Cardelli che sgambetta Stefani. Non è d'accordo Martini, non mi è sembrato d'accordo con la decisione dell'arbitro, e allora prima vera opportunità per Scandiano, entra anche Barbieri che va a cambiare Uva per i tiri dalla distanza ovviamente. Questa può essere un po' la svolta, Sandro, in questo match così complicato per Scandiano. Momento cruciale, qui si avrà la superiorità numerica, infatti pronto Toniacca me l'aspettavo perché qualcosa là davanti con l'uomo libero bisogna sapere fare, e non è nelle corde di Stefani magari essere più, diciamo, incisivo davanti al portiere. Mette Toniacca, 2 minuti di superiorità numerica a 13:44, una partita così complicata, Scandiano dovrà gestirli molto ma molto bene, e anche Viareggio dovrà difendere molto molto bene. È un momento cruciale, sono iniziati ora. Rocca per Lollo Barbieri, è entrato per il tiro da fuori, cerca di muovere la difesa che comunque adesso sembra piazzata bene. Toniacca cerca di andare al tiro subito rasoterra, la prende subito Torre, si riprenderà con una palla a 2, sarà probabilmente un assedio questi 2 minuti, dovrà comunque stare attento Scandiano a non... È chiaro che adesso deve forzare perché ha l'uomo in più e deve, gioco forza, andare a prendersi questa pallina e a organizzare più occasioni possibili. Lo ricordiamo che quest'anno, no, cioè, anche se dovesse essere un gol, sarebbero sempre i 2 minuti di superiorità numerica. È cambiata questa regola ormai prima volta nell'hockey. Diamo un Bozzetto, cerca e trova Toniacca col corpo, respinge il portiere Torre, poi Rocca ancora per Barbieri, cerca il tiro Barbieri, attento ancora Torre, scambia ancora Barbieri con Bozzetto, Rocca che ha un po' di spazio, cerca di andare al tiro lui, va a Torre, bello stile a parare qua, dovrà fare gli straordinari, ancora libero per Barbieri, Bozzetto, palla su Toniacca, non riesce nella conclusione, ancora Rocca, vede ancora Barbieri che ha spazio, tiro di Barbieri finisce fuori, Toniacca, ci arriva ancora il portiere, l'estremo difensore Viareggino. Ora un attimo di respiro per Paceco che comunque è assediato, cerca di buttarla via, la recupera Bozzetto, è ancora bravissimo qua Paceco ad andare addirittura in contropiede, poi andrà a tenere la pallina fino a quando riuscirà, verrà triplicato subito Barbieri a recuperare palla, è già schierato comunque a difesa di Martini. Toniacca, Bozzetto, ancora Toniacca, cerca di andare al tiro, gol di Mirko Toniacca, ce l'ha fatta Scandiano a sbloccare questa partita stregata, e a 12:11 dal termine il capocannoniere della Coppa Italia Mirko Toniacca col 79, un rigore in movimento, realizza e mette alle spalle di un Torre finora monumentale soprattutto in questi 2 minuti, e la sblocca Scandiano e avrà ancora la superiorità numerica. Salvo. Eh sì, altri 30 secondi circa di superiorità numerica, ci voleva un power play per sbloccare questa partita per Scandiano. Picicchi qui va vicino, non così lontano dalla porta difesa da Tahiti, può ancora attaccare Scandiano, Barbieri respinge Torre in qualche modo, Bozzetto, Roca, Bozzetto ancora, velocizza Scandiano e Christopher Bozzetto fa 2-0 e adesso Mariotti si è tranquillizzato perché dopo l'1-0 non era per nulla tranquillo, ha chiesto di continuare ad attaccare e così è stato. Diciamo, Sandro, che Scandiano che insomma ha dovuto beneficiare di questo power play proprio perché Viareggio finora non aveva lasciato molti spazi, gioco forza, essendo con l'uomo in meno che adesso recupera dopo aver preso 2 gol con il rientro di Cardelli. Gioco forza, qui Viareggio ha dovuto lasciare un pochino più di spazio, Picicchi qui rischia dall'altro lato, però insomma il power play per fortuna di Scandiano è arrivato forse nel momento migliore. Diamo merito anche a Andrea Stefani che con un sottogamba ha evitato il suo avversario, è stato steso, e Moresco, ricordiamo arbitro di A1, ha condannato questo episodio che ci può stare, ha protestato la panchina di Viareggio ma ci può stare, ha lasciato correre tanto,
giustamente, perché comunque è una partita che è stata molto corretta, e stavolta Scandiano gli episodi li ha sfruttati molto molto bene. Anche Bozzetto, un bel tiro, partito in maniera pulita. Viareggio, parità numerica, niente da dire, ha difeso in maniera esemplare, ha concesso pochissimo a un attacco forte come quello di Scandiano, una squadra forte come quella di Scandiano, però Scandiano ha saputo attaccare con pazienza e ha realizzato addirittura 2 gol, beneficiando di questa regola. Attenzione, ora fallo di squadra per la spinta di un giocatore del Viareggio. Ricordiamo che Scandiano quindi ha beneficiato di questo power play e l'ha sfruttato in maniera esemplare, perché non tutte le squadre riescono a segnare 2 gol in 2 minuti, e questa nuova regola Scandiano l'ha applicata molto bene. E bravo anche Enrico Mariotti, che ha indovinato i cambi. Ricordiamo che Tognacchi è entrato e ha fatto gol, poi va in contropiede con Scandiano. Ora si aprono delle praterie, perché Viareggio vorrà andare più all'attacco, giustamente, perché deve recuperare questa partita, manca ancora tanto, lo ricordiamo, 10:47, non è assolutamente finita. Assolutamente no, intanto time out chiamato proprio dalla SPV. Quello che volevo sottolineare, Sandro, insomma, l'anno scorso l'abbiamo visto spesso, Scandiano, quando aveva un power play, quando si trovava in inferiorità numerica, metteva spesso in difficoltà le squadre avversarie, quindi è giusto quello che dici tu. Non è scontato, quando sei in superiorità numerica, di riuscire a trovare 2 marcature, insomma 2 sono tante, in meno di 2 minuti. E poi ringraziamo anche chi ha fatto questo nuovo regolamento, perché con i tiri diretti non eravamo tanto fortunati, quindi è meglio manovrare, cercare l'uomo libero e segnare. Però hai ragione Salvo, parte le battute, e Scandiano si comportava molto bene quando era in inferiorità numerica, perché faceva una buona difesa e permetteva ai giocatori di ripartire. Adesso non è successo ancora in questa partita qua, ci auguriamo che non succeda, però diciamo che ha fatto il suo in questo caso ampiamente, perché è una partita che, ricordiamo, sembrava stregata, perché comunque è vero, no, più che stregata no, perché non ci sono state proprio delle occasioni clamorose così. Una partita complicata, l'abbiamo detto dall'inizio, e se volevamo una risposta da questo girone del campionato, in parte da tanti sconosciuti, questa è la risposta, è un campionato tosto. Eh sì, intanto risultati dagli altri campi nel girone B: 3-1 di Matera su Sarzana, 2-1 di Eboli su Forte dei Marmi. Ricordiamo che domani si gioca ancora altre 2 gare per il campionato di Serie A2, sempre per quanto riguarda il girone B, con Viareggio, Pumas Viareggio Castiglione e Follonica Camaiore. Ma domani si gioca anche, intanto ancora qualche problema col tabellone, si gioca anche l'anticipo dell'11ª giornata, domani, sempre domani a Matera. Matera affronta anche Forte dei Marmi, quindi doppia gara nel giro di 2 giorni per Matera. Insomma, approfittano di una... esatto. Il Forte dei Marmi che è Eboli, quindi lievitano una spesa di trasferta. Esatto, una trasferta doppia in 2 giorni. Insomma, doppia fatica per Forte dei Marmi e per Matera, che giocherà, anticiperà questo match valido per l'11ª giornata. Quindi al momento in classifica, in questo istante, a quota 3 Scandiano, Matera e Eboli. Però, chiaro, manca ancora un po' su tutti e 3 i campi. Intanto il tabellone è ancora bloccato e allora si cerca di sbloccarlo con coach Mariotti, che dà un'occhiata anche alla situazione al tavolo, dove si cerca di risolvere qualche problemino con questo nuovo tabellone, evidentemente non così semplice da utilizzare nel corso dei match. Quindi, chiaro, una novità, come tutte le novità vanno un po' collaudate. Intanto, giusto per dare un'occhiata ai quintetti, Scandiano riprenderà con Tahiti, Bozzetto, Uva, Tognacca e Roca, mentre la SPV con Torre, Bicicchi, Mora Paceco, Cardelli e Raffaelli. Quindi questo è il quintetto della SPV. Viareggio Hockey 2-0 il punteggio, con ancora una decina di minuti da giocare. Non vi diciamo il cronometro preciso, 10:48, sì, non ce l'abbiamo perché non c'è il tabellone, quindi 10:48, ecco, riparte adesso, 10:47, con
il match che riprenderà tra qualche istante. Ne sta approfittando coach Enrico Mariotti per dare qualche indicazione ai suoi ragazzi, una chiacchierata, diciamo un time out aggiuntivo, visto il problema con il tabellone. Insomma, sono interruzioni che comunque non fanno piacere perché spezzettano ulteriormente il match. 10:45, tanto si è ripartiti con il possesso che resta ancora a Scandiano. Rocca, Bozzetto, Uva, ancora Bozzetto, poi Tognacca, scivola Bozzetto qui che rischia di travolgere Mora Paceco. Rocca, Uva, dentro, conclusione respinta da Torre, e allora può ripartire con Raffaelli, Viareggio, Bicicchi, Raffaelli ancora, fermato da Tognacca, si rialza al volo Raffaelli, poi Mora Paceco a chiuderlo, Uva, la recupera Tognacca e si può ripartire. Rocca la lascia lì per Uva, scambio tra i due, Scandiano prova a dare un'accelerata anche se adesso non ha più fretta la formazione rossoblù. 2-0, 9 minuti e 50 secondi da giocare in questa ripresa. Tognacca, Uva, dentro per Bozzetto anticipato dall'intervento di Cardelli, poi Mora Paceco, dall'altro lato la SPV, sbaglia qui il numero 5 di Viareggio e allora la può recuperare Tognacca, leggera trattenuta, l'arbitro come diceva Sandro poco fa sta lasciando correre in varie situazioni, quindi non ci sorprende il non fischio. Bicicchi tenta la conclusione, Tahiti con il guantone, poi Raffaelli, Cardelli, Mora Paceco, su di lui Tognacca, altro contatto con Bicicchi, poi Raffaelli dentro per Bicicchi, gli arriva in qualche modo la pallina, dietro per Mora Paceco che va giù, non c'è nulla, e allora Scandiano può andare in contropiede, dentro, no, non riesce Uva a servire Tognacca. Bozzetto gioca col cronometro la formazione di coach Mariotti, ci sono 8:45 da giocare, 30 secondi per chiudere l'azione offensiva per Scandiano. Rocca, Tognacca ferma nell'angolo, adesso Scandiano gioca davvero col cronometro, lascia passare un po' i secondi. Bozzetto, Uva, dentro per Bozzetto che fa il 3-0, ha subito un colpo Christopher Bozzetto sull'assist di Alessandro Uva. 3-0 per Scandiano. Qui Sandro, è chiaro che la velocità di Uva nello stretto aiuta in queste azioni perché il tocco rapido dentro per Bozzetto che poi deve soltanto appoggiarla alle spalle di Torre. Hai detto benissimo, Uva ha queste caratteristiche che essendo un giocatore diciamolo basso ma potente e agile, testa alta soprattutto, che è la cosa più importante, ha trovato la stecca di Bozzetto una grande alleata e Bozzetto in doppietta per lui, ha dovuto solo spingere, ora lui recupera palla, attenzione, buon momento per lui, cerca il piazzato, ci arriva Torre, un po' imbambolato, ora Viareggio ha subito il colpo, ora qualche problema per Raffaelli, vediamo se fermerà il gioco Moresco, lascia correre, sì, Viareggio ha accusato il colpo dopo il 2-0, ora gran palla ancora di Uva per un Rocca che arriva a rimorchio e tira fuori di poco. Ora Scandiano gioca bene, approfitta anche dello spazio che ora gioco forza deve lasciare Viareggio, intanto deve uscire Raffaelli, si distende addirittura e rientra Mora Paceco che sinceramente era stanchissimo ed è andato a prendere fiato, e quindi con le praterie che lascerà un pochino Viareggio Scandiano potrà giocare un poco su questo fatto oltre che col cronometro perché mancano 7:40, il vantaggio per 3-0 e diciamo l'episodio del power play ha cambiato decisamente questo match. Ora cerca di venire un po' fuori il Viareggio, Scandiano è già piazzato in difesa, diamo anche merito a Tahiti di aver tenuto in piedi Scandiano anche in qualche momento in cui faceva fatica ad attaccare, qualche conclusione della squadra di Martini c'è stato, ora vediamo i sanitari vicino a Raffaelli, speriamo che non sia successo niente. Avevamo visto stremato, poi è andato, è là a terra, non lo vediamo che si sono presi cura di lui
i ragazzi della Croce Rossa. 7 minuti al termine, Rocca in possesso di pallina, Scandiano in vantaggio 3-0, Tognacca cerca un Bozzetto che si stava approntando per il tiro, ora riceve palla dietro porta dove non può fare male, palla per Tognacca, Uva, tiro di Uva, una sassata molto, molto pericolosa, finita fuori di poco. Ora Scandiano attacca anche il portatore di palla, va in uomo alto, recupera pallina con Bozzetto, poi una seconda volta con Tognacca, poi fortunato nel rimpallo Bicicchi che non riesce a servire Paceco, va in avanti ora Rocca, Uva per Tognacca, ancora Uva, palla dentro, un po' troppo forte, nulla da fare in questo caso, in questo 3 contro 2. La grinta che comunque vogliamo vedere da Scandiano, ora chiede un attimo Torre per andare un po', anche un po' a respirare, oltre che ad asciugarsi il viso, salvo qua a 6-24 Scandiano adesso si è tolta questa scimmia di dosso e sta giocando bene. Sì, è chiaro che si sono aperti gli spazi, è chiaro che Viareggio, insomma, Viareggio va dato merito di aver giocato una partita comunque molto attenta e giocando così, chiaro che la prima di campionato sul campo difficile come Scandiano, io la leggo dal punto di vista della SPV, è chiaro che ti motiva a far bene, quindi nel corso della stagione se la SPV giocherà così, insomma, potrà dare fastidio a diverse squadre. Chiaro che non tutte le partite possono venire così bene, anche perché difendere è anche, insomma, dispendioso da un certo punto di vista, soprattutto mentale. Intanto qui Uva va giù sul contatto con Cardelli, non c'è nulla, può distendersi Viareggio con Bicicchi. Per fortuna Raffaelli si è rialzato, ha preso un colpo, credo, sembrava proprio dove fa più male e insomma adesso si è seduto lì accanto alla panchina di Martini, sta riprendendo fiato il numero 4 di Viareggio. Si riparte con Scandiano, 5:40 da giocare, Tognacca, Uva, Rocca, Tognacca, Bozzetto e ancora Rocca, Bozzetto, Rocca, ora Rocca, finta la conclusione, va fino in fondo, poi frena. 15 secondi ancora per chiudere l'azione offensiva verso Tognacca. Tognacca, la conclusione sporcata, poi Bozzetto dentro, Torre allontana e allora può andare Mora Paceco. Cardelli, ricordiamo il suo cartellino blu, ha un po' sbloccato il match perché Scandiano un power play, ha trovato le prime 2 marcature. Uva fermato qui dall'intervento di Mora Paceco, può andare dall'altro lato, interviene Bozzetto che gliela sporca e poi Rocca dentro, Tognacca, la respinta di Torre. Adesso viene tutto un po' più semplice a Scandiano perché sul 3-0 hai anche più certezze da certi punti di vista e allora può ripartire Viareggio. La conclusione di Cardelli, murata da Rocca, poi Mora Paceco, Cardelli, ancora Viareggio, azione offensiva prolungata, 20 secondi per chiuderla. Tenta Mora Paceco, la palla che resta lì, Cardelli, conclusione che termina alta ma la pallina rientra in pista e allora può giocarla in mezzo a 2, fallo, 8º fallo di squadra per Scandiano, 3:58 da giocare e quasi al limite dei falli la formazione rossoblu. Time out per Scandiano chiamato da Mariotti che vuole parlarci su, con 3:58 da giocare. Sandro, 3-0. Se vogliamo trovare una nota negativa nella gara di Scandiano, un po' insomma la gestione dei falli rivedibile, ma in una partita così ci può stare perché insomma sono arrivati un po' distribuiti nell'arco di tutto il match. Sì, non saranno determinanti, però qualche fallo stupido c'è stato, a palla lontana per una protesta e anche lì Enrico li deve un po' allenare da questo punto di vista qua, perché in partite in cui il risultato sarà tirato, diciamolo, è stato tiratissimo fino a 3/4 di partita anche questo, però in occasioni in cui sarà tirato fino alla fine ci sarà un po' da lavorare. Una parola sul Viareggio, hai detto benissimo tu, ricordiamo che questi ragazzi non hanno il palazzetto e hanno sempre giocato in trasferta,
e hanno sofferto sempre l'assenza anche di Deinite, che anche stasera non è ancora entrato in pista, probabilmente ha qualche problema per lui, e quindi cioè, gli va dato atto che comunque hanno fatto una buona partita, una grande partita, e dal punto di vista psicologico sono ragazzi maturi e pronti, perché hanno perso 9-2 la settimana scorsa e hanno fatto un genere di prestazione mostruosa fino a 10 minuti e 15 dalla fine. È rientrato anche Raffaelli, sono andato a raccontare a Tahiti del suo infortunio, sono fatti una risata, diciamo così, per fortuna nulla di grave ovviamente per il numero 4 di Viareggio, che ha ripreso a giocare e adesso va proprio a recuperare il possesso all'indietro per Bicicchi, prova ad accelerare il numero 6 dentro, anticipa tutti Roca che mette ordine, poi Uva dentro per Tognacca, un po' troppo forte il suggerimento, e allora proprio Raffaelli a recuperare, a giocare verso Bicicchi, prova ad andare il numero 6 di Viareggio, respinge la difesa rossoblù, prova ad accelerare Scandiano, poi Tognacca si ferma, lascia lì per Bozzetto. 3:15 da giocare, 3-0 per Scandiano, con Roca, Uva, Tognacca e ancora Roca. Dentro Tognacca, respinge Torre, pallina che schizza dalle parti di Bicicchi ma la fa sua Alex Roca. Uva, poi scambio tra Tognacca e Roca. Bozzetto dentro per Uva, tenta la conclusione, non va lontano dalla porta qui il numero 75 della formazione rossoblù. Allora Raffaelli dall'altro lato prova ad andare via, Raffaelli si ferma, Bozzetto su di lui, Raffaelli va all'indietro verso Bicicchi, pronto a rientrare anche Cinquini. Mora Paceco, la conclusione respinta, resta lì la pallina e la recupera ancora Mora Paceco, conclude, la sporca Bozzetto che anticipa la deviazione di Tahiti. Poi Bozzetto, Roca, Uva, Tognacca, la tiene lì e va a servire ancora Uva, 2 minuti da questo momento per chiudere il match. Lo Scandiano avanti 3-0. Tognacca dietro per Roca, verso Tognacca, si gioca ancora con il cronometro, 1:43 al termine della gara. Roca gira su se stesso, poi dentro per Tognacca, trattenuta qui di Mora Paceco che poi subisce probabilmente un colpo. Time out ancora di Mariotti a 1:37. Adesso credo, caro Sandro, che coach Mariotti stia anche approfittando di questo garbage time, come si direbbe nel gergo cestistico, un po' per far capire anche ai suoi quello che devono e non devono fare in determinate situazioni. Si approfitta di questi momenti come se fossero degli allenamenti, diciamo così, anche per Viareggio, è chiaro. Sì, certo, è chiaro che secondo me non vuole che in questi minuti 37 qualche suo giocatore si lasci andare qualche colpo di testa, perché magari qualche provocazione Viareggio non ne ha fatta alcuna, però sappiamo che ci sono sempre degli scontri di gioco, alcune volte quando magari non ti va giù il risultato, e magari vuole anche entrare un po' nella testa e dire portiamola a casa, è finita, e comunque ha disegnato qualche cosa sulla lavagnetta, quindi qualcosa magari ci possiamo aspettare. Cosa vuoi poi? A 1:37 dal termine, se hai la palla in mano fai passare un po' il cronometro, fai scorrere un po' il cronometro, vabbè, qui non bisogna essere allenatori, però la palla adesso ce l'ha l'SPV Viareggio, vediamo, non è ancora, sì, non è partito il cronometro, quindi si dovrà riprendere, presumo, ancora con la palla all'SPV Viareggio, però salvo, in sostanza la partita, dobbiamo dirlo, è archiviata, 3-0, è una partita che Scandiano doveva vincere, l'ha fatto, è stata molto complicata, manca ancora poco, quel minuto e mezzo qui bisogna gestirlo al meglio, però insomma è fatta con grande fatica. Eh sì, un po' più del previsto, qui Bicicchi impegna Tahiti, un po' più del previsto la fatica per Scandiano, che nella ripresa ha trovato le 3 marcature, quella di Tognacca a sbloccare, poi la doppietta di Christopher Bozzetto che gestisce adesso 1 minuto e 10 alla sirena finale con Tognacca verso Bozzetto, poi Uva,
Ancora Uva, tenta una conclusione sporcata da Bicicchi, poi Raffaelli gioca di sponda per Mora Paceco, Cinquini prova a portare un blocco ma si va da Bicicchi, poi Raffaelli gestisce e va a scambiare con Cinquini. 46 secondi alla sirena finale. Bicicchi, stoppata la sua conclusione da Uva, e allora Tognacca verso Uva, conclusione respinta da Torre, ancora Uva e Scandiano che potrà andare fino al termine, che ha 32 secondi dalla sirena finale a 34 secondi. Qui Uva a un passo dal 4-0. Ancora Scandiano in possesso, 23 secondi alla sirena finale. Rocca, Bozzetto, Tognacca, Uva, dentro per Tognacca e arriva il poker, doppietta anche per Mirko Tognacca. Ancora un suggerimento di Alessandro Uva che, dobbiamo dirlo caro Sandro, è stato abbastanza determinante, perché molte rifiniture sulle marcature sono di Alessandro Uva, non le ho contate, credo siano 3 su 4 e comunque sono state determinanti. Sì, hai ragione, ha ragionissima Salvo. Uva è entrato in partita molto bene oggi e anche quando non si fa gol vediamo come si può essere decisivi. Ora finisce la partita, Scandiano porta a casa un 4-0, forse un po' troppo pesante per Viareggio, l'abbiamo detto che ha disputato una buona partita, però Salvo sì, alla fine l'ha meritata perché comunque ha sfruttato gli episodi. Si va con questo 4-0, si comincia con questo 4-0 questo campionato sotto un buon auspicio. I ragazzi di Mariotti meritano l'applauso del pubblico, merita l'applauso anche a Viareggio. Secondo me è stata una partita complicata, qualche volta brutta, perché comunque è stato un tipo di partita che era così e quindi non ci si poteva aspettare granché. Un episodio l'ha cambiata a nostro favore. L'analisi l'hai già fatta, quindi dice questa la portiamo a casa. Detto ciò, come ricordavi tu, 4-0 per Scandiano ai danni di Viareggio, partita che si è sbloccata nella ripresa. Scandiano ha trovato tutti e 4 le marcature nella seconda frazione e adesso gli applausi del Palaregnani per i ragazzi di coach Enrico Mariotti. Nota di merito va fatta anche all'SPV Viareggio Hockey, che ha giocato una partita molto accorta, molto attenta, anche con qualche spunto offensivo interessante, quindi siamo sicuri che il prosieguo di campionato per i ragazzi di coach Martini potrà essere comunque importante. Intanto saluto tra i giocatori in pista. Andiamo anche a vedere quelli che sono i risultati prima di salutarci negli altri campi. 6-1 di Matera su Sarzana, resiste ancora il 2-1 di Eboli contro Forte dei Marmi, con 15 minuti ancora da giocare nella ripresa. E allora può essere davvero tutto questa sera dal Palaregnani. Scandiano batte 4-0 l'SPV Viareggio Hockey e conquista i primi 3 punti del proprio campionato. Da Salvo Fratello, Sandro Rainieri, una buona serata e alla prossima, ciao!